la Mitch sbarca anche, diciamo, nel territorio veneziano, che non sono ancora conosciuta, quindi ho ritenuto opportuno, insomma, arrivare anche qui in questo locale stupendo. Un locale dove si mangia e poi si balla, quindi tanto divertimento. Perfetto, difatti ho voluto sposare come sempre la mia arte molto colorata, come sai, anche con il divertimento, appunto, arte, musica e anche ballo, perché no? I quadri che espongo questa sera sono prettamente quadri di grandi dimensioni, ossia un po' di cose della vecchia collezione, sia anche delle cose molto belle e nuove, sempre molto colorate, materiche e anche non materiche, molto molto belle, suggestive, sai, con quei colori che ti emozionano proprio. Il tema? Il tema, ti dico, è, diciamo, un mix tra Siamo Cosmo, che è la vecchia collezione, e quella nuova che è proprio materia ed emozioni e colori, nel senso sempre questi colori che ti portano queste forti emozioni, insomma giriamo sempre lì, diciamo, e anche l'emozione di quando eravamo piccolini, perché se tu guardi, come ho detto nella precedente mostra, in alcuni quadri puoi ritrovare qualche fumetto della Walt Disney, che sono le nostre emozioni quando eravamo piccoli, che ogni tanto vengono fuori, insomma, con un po' di attenzione li vedi. Anche l'amico Fabio Frittelli è venuto per la Mitch, anzi ha organizzato assieme a Sandro Trevisan, gli amici della Blue Note e Blue Heavens, questo evento proprio per la Mitch, per l'arte della Mitch, perché questo connubrio tra il gustare, il conoscersi, l'osservare è una cosa sicuramente positiva che dà modo di avere opinioni diverse, di confrontarsi e di ammirare comunque l'arte. È anche un modo per avvicinare un pubblico diverso a quello normale di questi locali. Assolutamente, perché l'arte tante volte non ci sono così tanti modi di poterla apprezzare, cioè, se uno non va apposta a una mostra d'arte, se non va in una galleria, e per cui perché non approfittare anche di una serata mondana per ammirare dell'arte alla fine. È una cosa molto importante perché avvicina anche persone che poi rimangono colpite e che non avrebbero mai pensato magari di poterla apprezzare così. Beh, senza dubbio i colori e la materia. Sono quadri belli da toccare oltre che da vedere, in cui si percepisce un po' tutta quell'energia che c'ha questa ragazza, secondo me, che è enorme, lei è una donna piena di vita e i suoi quadri proprio la rappresentano nel modo più completo. Dove nasce la sua sensibilità? Lei è una ragazza con un grande cuore, secondo me, molto generosa e ama tanto tanto la vita, e secondo me è questa la base di partenza della sua arte, del suo desiderio di dedicarsi alla pittura, di rappresentarsi così. Per me è questa la fonte principale della sua creatività. Il quadro che mi piace di più sono i papaveri, per i colori, la materia, quell'energia che esce proprio, che lì vedo la Mitch che lavora, che modella i suoi colori, che li spalma, che li crea. È il quadro, uno dei quadri più belli che la rappresenta tantissimo. Una notte d'autore appunto con l'artista Mitch, una pittrice importante. La mostra si chiama Materia ed Emozioni e potete penso ammirare le sue opere. Pesco è un ristorante, è un luogo che fa dell'intrattenimento a seguito della ristorazione, è un luogo aperto tutto l'anno, tutti i giorni, pranzo e cena, è una piscina, uno spazio per eventi, un luogo per un progetto che si chiama Pesco Kids che ha a che fare con i bambini, è un polifunzionale, è un progetto interessante, molto innovativo. Questi quadri sicuramente abbelliranno le pareti anche nel futuro. Ma io vorrei, sì, adesso bisogna vedere cosa ne pensa lei. Sei contenta? Sì, veramente contenta, anzi ringrazio tutto lo staff del Pesco
Sono veramente contenta, sì, persone squisite, anche loro, l'ambiente è stupendo, ho gli amici che si stanno divertendo tantissimo, Stanno mangiando bene. stanno mangiando molto bene, infatti è bellissimo, come ti ho detto prima, sposare l'arte con il divertimento, con la musica, no? È una cosa Esatto, così bisogna fare, insomma. Emozioni. Emozioni.